Buonasera da Giuliana Bortolozzo per le notizie europee. Letta, Grillo usa termini pesanti non sapendo cosa dire in positivo, riesce solo a insultare, siamo purtroppo abituati. Spero che gli italiani capiscano che bisogna dare il voto a chi propone e non a chi distrugge. Lo ha detto oggi l'ex premier Enrico Letta in occasione di un incontro elettorale del PD a Padova. Si guardi a quel che accade in Italia con fiducia, senza mai lasciarsi impressionare da manifestazioni di insufficienza istituzionale e politica e da difficoltà nella crescita economica. Così si è espresso oggi il Presidente della Repubblica Napolitano parlando all'Università di Lugano. Ci sono ragioni di fiducia nel popolo e nella nazione per le energie e le potenzialità che ancora esprime, ha aggiunto Napolitano, il quale ha sottolineato come insieme alla fiducia in Italia ci sia forte bisogno di serenità anche nel confronto delle opinioni e nei momenti più accesi di competizione politico-elettorale. E la serenità non è mai scontata, è una conquista, ha ammonito il Presidente della Repubblica Napolitano. Immigrati maroni, l'arrivo di immigrati dalla Libia potrebbe mettere a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini italiani. È il governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni ad averlo affermato a margine di un incontro oggi a Milano con la Coldiretti sul tema immigrazione. Maroni ha detto che il governo sta facendo tutto il contrario di quello che serve. Non è possibile che i clandestini arrivino e siano mandati in giro per l'Italia senza controlli e senza informare nessuno. Io, ha aggiunto Maroni, non posso fare i controlli sanitari come Regione Lombardia perché non so dove e quando arrivano né dove stanno. Questo quindi aumenta il rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini, ha concluso il governatore lombardo Maroni. Passiamo alla cronaca italiana. La fregata Grecale e il pattugliatore Foscari della Marina Militare arriveranno domani ad Augusta per procedere allo sbarco dei 488 immigrati clandestini soccorsi a sud di Capopassero tra il 19 e il 20 maggio. A darne notizia è la stessa Marina Militare. I barconi su cui viaggiavano i clandestini sono stati rimorchiati dalle navi della Marina e saranno messi a disposizione della Procura di Siracusa quale elemento probatorio connesso al reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Sempre nel pomeriggio di ieri la nave anfibia San Giorgio ha soccorso un'altra imbarcazione con 458 immigrati clandestini a bordo. La Procura di Messina farà ricorso al Tribunale del Riesame contro la decisione del GIP di Messina di concedere gli arresti domiciliari al deputato del Partito Democratico Francantonio Genovese, arrestato giovedì scorso dopo il voto favorevole della Camera dei Deputati a maggioranza. Lo ha confermato l'agenzia Stampa il procuratore aggiunto di Messina Sebastiano Ardita, il quale ha preferito non commentare la decisione del GIP di Messina. È indagata per omicidio la badante ucraina fermata dai carabinieri a Monte Urano Fermo, Tatiana Pivnik, dopo che l'anziana che assisteva, Giovanna Calcinari di 94 anni, è stata trovata morta in casa con una ferita alla tempia. Il pubblico ministero ha trasformato l'ipotesi iniziale e omissione di soccorso in un fermo per omicidio, non potendo escludere alcune ipotesi. La badante ucraina avrebbe chiesto aiuto solo 2 ore dopo il decesso dell'anziana. Domani verrà effettuata l'autopsia. Andiamo all'estero. Un memorandum per una fornitura trentennale di gas russo a Pechino è stato firmato oggi a Shanghai, presenti Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Si tratta di 38 miliardi di metri cubi di gas l'anno, lo riferisce l'amministratore delegato di Gazprom Miller, citato dall'Aitar TASS. Ora andiamo in Spagna, dove c'è stata una corrida di sangue a Madrid, ma questa volta le vittime non sono i tori. Nella capitale spagnola l'evento è stato addirittura sospeso dopo che tutti e 3 i matador che avrebbero dovuto gareggiare sono stati incornati. Il più grave dei 3 toreri è David Mora, che nell'arena di Las Ventas è stato scaraventato in aria dopo essere stato incornato da uno degli animali. Le sue condizioni, riferiscono i media locali, sono gravi, ma l'uomo non è in pericolo di vita. È la prima volta negli ultimi 35 anni, hanno sottolineato gli organizzatori del Festival di Sant'Isidro, che l'evento deve essere sospeso. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a risentirci.